Polemiche e reazioni puntuali e anche pungenti per controbattere alle parole forti lanciate ieri da Giuseppe De Francisci. Il consigliere comunale di Agrigento ha sparato a zero contro i vertici dell'MPA, ormai suo ex partito, svelando clamorosi retroscena elettorali in vista delle amministrative. Secondo il giovane politico, il Movimento per l'Autonomia, tramite un patto di ferro tra Lombardo e Lumia, starebbe lavorando sotto traccia per favorire la candidatura a sindaco di Giuseppe Arnone. Un teorema che ha subito animato il dibattito politico locale, sollecitando gli inevitabili interventi di chi in qualche modo è stato chiamato in causa da De Francisci. In primo luogo il leader provinciale dell'MPA, Roberto Di Mauro. Lui ha cercato di giustificare il suo abbandono con una motivazione politica, spiega il parlamentare all'Ars, ma le cose non stanno così. Mi dispiace soprattutto da un punto di vista personale e affettivo. L'obiettivo del partito e del governo lombardo assieme agli alleati, osserva ancora Di Mauro, è presentare un nostro candidato e noi certamente arriveremo al ballottaggio, per cui tutto ciò non sta in piedi. E anche Giuseppe Arnone prende posizione per replicare alle valutazioni espresse da De Francisci e lo fa con vena ironica. In campagna elettorale, sottolinea in una nota l'ambientalista, le autorità dovrebbero vietare abusi di ogni genere. Solo così si possono spiegare le farneticanti dichiarazioni di De Francisci, secondo cui Di Mauro, capo di casa di Benedetto, Cimino, Gentile lavorino alacremente e segretamente per favorire la mia elezione. Una teoria, aggiunge Arnone, davvero singolare. Il senatore Lumia e il governo lombardo con le vicende di De Francisci c'entrano esattamente come i cavoli a merenda. Lui cerca soltanto di fare confusione per tentare di nascondere, ma dietro un dito, indecenze grandi quanto il Monte Bianco, conclude il consigliere comunale del PD.